Il momento è critico, i ricoveri in ospedale fanno schizzare il Veneto nella fase quinta, la più alta del piano redatto dalla Regione per l'attivazione dei nosocomi, anche se l'ospedale di Padova, il polo di maggiore concentrazione dei pazienti, è ancora in fase 4. Il tributo quotidiano di persone che perde la vita è alto, ma non è superiore ai parametri della prima ondata. In questo momento non si muore di più di febbraio-marzo. Cioè la qualità delle cure è migliore, tanto è vero che il turnover delle terapie intensive è molto più veloce e il tasso di ospedalizzazione è molto più basso. La permanenza in ospedale è in ugual misura. È una roba complicata sta vicenda, cioè ne dobbiamo venire fuori. Ne verremo fuori, i cittadini non devono buttare la spugna, però lo dobbiamo fare questo lavoro tutti assieme. E noi abbiamo un obiettivo, restare sempre in giallo. Con questi dati epidemiologici l'equilibrio tra salute pubblica ed economia è molto delicato e Zaia, presidente del Veneto, vorrebbe confrontarsi con il governo in previsione del nuovo DPCM, la sua preoccupazione per la montagna, per la quale la Regione ha già preparato le linee guida. No, noi come Regione abbiamo presentato le linee guida, il CTS dovrà esprimersi, io inviterei al fatto che questa espressione sia anche propositiva, di dire, vabbè, invece di dire no, dici quali altre misure. Voglio ricordare che se oggi fossero aperti gli impianti, l'ordinanza della Regione del Veneto, che prevede il no agli assembramenti nei centri storici, località, eccetera, ti evita di andare a farti la passeggiata in ammassamento nel corso principale della città turistica invernale. Io penso che insomma il vero tema è capire se si rischia e quanto si rischia. Come con tutte le cose, guardate, anche uscire di casa, andare a lavorare tutti i giorni c'è una dose di rischio. Il mio pensiero va ai lavoratori. Ovvio, dobbiamo capire qual è il punto di equilibrio. Guardando in faccia la realtà, prima viene la salute, punto. Se si tiene chiuso sono necessari ristori. Quanto alla scuola, riaprirla il 9 dicembre. Io dico, penso che non ci sia un cittadino, studenti compresi, che sia contrario alla scuola in presenza. Siamo tutti per la scuola in presenza. Primo. 2. La scuola non è una competenza regionale, è totalmente competenza del governo. 3. La scuola chiusa oggi con didattica a distanza è stata decretata da un DPCM. E tutti dicono. 4. Condivido anch'io che sia chiusa in questa fase. 5. Penso che sia, secondo me, sbagliato dal punto di vista proprio sanitario, aprire il 9 per chiudere Natale, per poi riaprire. Concentriamoci su una data, è il 7 di gennaio che bisogna aprire, cerchiamo di accompagnare questo percorso, ovviamente guardando parallelamente l'andamento dell'infezione, perché se tu hai ospedali pieni, aprire la scuola vuol dire veramente fare la roulette russa, ma non per questi ragazzi che comunque avranno infezioni o positività come asintomatici, ma per tutto quello che potrebbe essere la circolazione del virus. Quanto all'ordinanza che entra in vigore alle 24 del 25 novembre c'è un aggiustamento. Tutte le attività commerciali con superficie superiore ai 250 metri quadri possono ospitare un cliente ogni 20 metri quadri, escluso il personale.